Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Renitunes dedicata un po' alla musica e un po' ai cartoni animati, quindi non sapevo dove ubicarla come live, ma diciamo che trattando di cartoni animati era giusto metterla dentro Renitunes, ok? Quest'oggi è il 7 novembre 2022, sono le 10.07 del mattino, buongiorno a tutti, buongiorno da Renitunes. Oggi dobbiamo fare l'unboxing di un pacco che è qui, di questo bel paccotto, guardate che paccotto, che bel paccotto che è. Questo paccotto devo dire che sono due prime volte. La prima volta che spendo così tanti soldi su una piattaforma che si chiama Discogs, Discogs. La prima volta che compro CD e su Discogs ne ho comprato vinili. Ok, dentro questo paccotto quindi vi ho svelato che ci sono dei CD. Allora, ovviamente dalla descrizione del video avrete sicuramente capito che si tratta di CD, quasi tutti, della regina delle sigle Cristina D'Avena. Questo è un numero di TV e canzoni della scorsa settimana. Se andate in edicola forse qualche numero lo trovate ancora, vedete? E in questo TV e canzoni c'è tutto un articolo dedicato a Cristina D'Avena, che ha raggiunto i 40 anni di carriera, ok? Allora, ovviamente noi che la seguiamo da tanto, qui la vedete insieme al suo telegatto rosa, vedete? Non può mancare Pollon in basso, Lady Oscar, Occhi di gatto, qui è con la sorella, ok? Quindi Cristina D'Avena, ovviamente ci hanno messo un bel puffo per ricordare la canzone dei Puffi. Ovviamente non era solo una pagina l'intervista o diciamo l'articolo curato in TV e canzoni, vediamo anche delle trasmissioni, diciamo, che lei ha fatto, che magari sono un po' meno note, ma che hanno avuto lo stesso un grandissimo successo. Qui ovviamente non poteva mancare Mirko, Licia e tutto il gruppo dei Beehive, che nascono da un cartone animato, da Kiss Me Licia, poi hanno fatto tutti i vari Love Me Licia, Balliamo e cantiamo con Licia, eccetera. E ovviamente secondo me una delle più belle sigle, sì, ma ne ha fatte talmente tante bellissime che non si può dire qual è la più bella. Io per esempio sono affezionato a forse 50-60 sigle che per me sono le più belle di Cristina, ma guardate, qui c'è la mitica You, ok, di Crimi, e quindi diciamo questo è un bell'articolo da, se volete, TV e canzoni, lo trovate ancora in edicola, prima pagina dedicata a Cristina D'Avena. In questo articolo si parla di un altro progetto che vedrà la luce il 25 di questo mese. Tra l'altro, vi metterò i link per procedere all'acquisto anche nella descrizione di questo video. 40 Il sogno continua. Che cos'è? È una raccolta. Ci sono degli inediti, dei nuovi duetti, mi sembra siano 4 nuovi duetti che sono compresi in questo nuovo album di Cristina D'Avena, che sarà il suo album natalizio. Voi sapete che diciamo più o meno quando si avvicina al periodo natalizio, bene o male esce sempre qualcosa di Cristina D'Avena. Vedete qui che bello anche. Quindi diciamo questo è un progetto che consiste in due versioni, la versione deluxe a 5 CD e la versione standard a 3 CD, quindi è un progetto bello corposo, non è un progetto da un CD e via, una solita compilation. E quindi diciamo aspettando l'uscita
di questi nuovi CD della regina delle sigle Cristina D'Avena, noi ci andremo a fare l'unboxing di questo mio acquisto effettuato su Discogs, e poi vi farò vedere anche da chi ho effettuato questo acquisto, lo vedremo insieme, ok? Prima però voglio farvi vedere, ovviamente io non è che faccio pippo subito unboxing via subito, no, facciamo un po', diciamo, un po' di storia e andiamoci a vedere. Adesso vi faccio vedere questo. Allora, questo CD, leggete bene, Fivelandia, vedete un verbatim, questi verbatim non si trovano più dagli anni 90, penso. Fivelandia volume 1 e volume 2, le più belle sigle. Guardate la stampa, questa qui. Allora, questa qui è stata fatta, questa lista di canzoni è stata stampata con una Epson LQ100 24 aghi. Per chi non è del mestiere, io come Reni Retro parlo anche molto di computer, di periferiche, tutta roba anni 90, primi 2000, parlo anche di Commodore, sono un collezionista di retro computing, Commodore, Sinclair, eccetera, Amiga e chi più ne ha più ne metta, Commodore 64 e tutti i vari Atari, eccetera, però non è l'argomento di questa live. Io volevo solo farvi vedere effettivamente come è stata stampata questa, diciamo, la copertina di questo CD. Allora, questo CD risale agli anni 90, ok? Ricordo benissimo, questo l'ho fatto io. L'origine di questo CD sono un vinile, il Fivelandia 1 su vinile, il Fivelandia 2 su cassetta. Ok, io li digitalizzai con il mio primissimo computer Pentium 233 MMX con una scheda audio Creative Sound Blaster Live, no, Sound Blaster Gold, era 32, Sound Blaster 32 Gold, ne abbiamo già parlato, ve l'ho fatte vedere le mie vecchie schede, ce n'ho tantissime di Sound Blaster che andavano all'epoca dentro quel tipo di PC. Mi misi con la santa pazienza con un programma che all'epoca era compreso con i driver della scheda audio della Creative, che tra l'altro era il top di gamma della Creative all'epoca, che si chiamava Samplitude Studio. Con Samplitude Studio era già possibile rimenare parecchi dei frusci, sia dei nastri sia dei vinili, soprattutto i click del vinile e i rumori di fondo delle testine delle piastre, ok? Quindi io me li pulii tutti, già li digitalizzai all'epoca in Wave, direttamente in Wave, quindi non in MP3, anche perché i processori dell'epoca a lavorare direttamente da MP3 faticavano parecchio, quindi io lavorai direttamente in formato non compresso e mi misi a pulire tutti i brani contenuti dentro questo CD. Quindi diciamo che questo CD, tra l'altro, è unica copia, ne dovrei fare un'altra, se chissà se si legge ancora, vabbè. Non ho più gli originali perché c'ho ancora il PC, gira una foto che io ho fatto del mio Amiga 4000 Big Tower con accanto il mio Pentium 233 MMX, anch'esso Big Tower, perché io tenevo tutti e due, alcune cose le facevo con Amiga, però come sappiamo la scheda audio del PC era nettamente superiore a quella integrata dentro Amiga. Per avere una cosa simile su Amiga bisognava aggiungere delle schede Zorro e spendere parecchi soldini, mentre invece una scheda Creative all'epoca per PC costava molto di meno della Concierto, per esempio, per Amiga. Ok, e quindi molte cose, mio malgrado, anche lavorando con Amiga, le dovetti poi fare direttamente con il PC. Allora, e quindi questi sono Fivelandia 1 e 2 puliti da me, sempre se si legge ancora il CD. Poi andando avanti uscì il Fivelandia 1, ok, da solo, però questo aveva per esempio Amico l'inno dell'amicizia non era la versione originale, se non mi ricordo male, non era cantata da Baldambembo, forse per i diritti, non lo so, comunque c'erano parecchie differenze tra questo e questo, ok? Però io ovviamente da collezionista questo l'ho presi lo stesso. Come vedete anche il Fivelandia 1 è, diciamo, come grafiche
non è malissimo come grafiche, però poi andando a vedere la sostanza, quindi l'audio e la musica, non erano il massimo. Poi sono uscite le compilation Fivelandia 1 e 2 insieme, quindi sono cominciate a uscire tutte e due insieme. Io ripeto, oggi parliamo solo di musica digitale, non parliamo di vinili, perché io sono pieno di vinili di Cristina D'Avena, tra 45 giri, LP, compilation, tutto quanto una montagna di vinili che se no ci sarebbero voluti 2 giorni per fare questa live, e non era mia intenzione, perché già con i CD qui ci vorrà parecchio tempo. Guardate Fivelandia 3 e 4, andiamo veloce, questi sono i Fivelandia, tutto sul CD, 5 e 6, 5 e 6, ecco, 7 e 8, 7 e 8, questi ce l'ho tutti pure su vinile, 9 e 10, ovviamente tutti in doppio CD, questi si aprono, ho paura di rompe tutto, ma questo è il 10 e questo è il 9, 9 e 10, perché questi poi non li tocco mai, col fatto che li ho digitalizzati e ce li ho direttamente. Questo è il Fivelandia 6 originale, questo è il Fivelandia 8 originale, ok, questo è il Fivelandia 10 originale, Fivelandia 10 originale, Fivelandia 11 originale, eccolo qui, Fivelandia 12 originale, eccolo qui, eccoci qui, Fivelandia 13 originale sempre, Fivelandia 14 sempre originale, tra l'altro ammazza quanto pesa, ma che sono 2 CD? No, è uno solo, questo c'ha un volumetto allegato enorme, bellissimo questo Fivelandia 14, guardate dietro, bello bello. Qui c'è Sailor Moon, vabbè, un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, bellissimo. I fantastici viaggi di Fiorellino, Puffa un po' d'arcobaleno, è un mondo di magia per Terry e Maggie, bellissimo pure questo, ci sono parecchi brani molto molto belli. Questa con pure le figurine che ti davano insieme, è il Fivelandia 15, vedete Fivelandia 15. Anche qui Simba, è nato un re, una porta socchiusa ai confini del sole, spicchi di cielo, tra baffi di fumo, un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Bellissimo, una più bella dell'altra, vabbè. Questi sono i Fivelandia, vediamo qua se c'ho qualche altro Fivelandia, ci stavano qua. Cristina. Ecco, continuiamo con i Fivelandia qua. Questo è Fivelandia 16, qui con i riflessi è un macello. Fivelandia 16, Fivelandia 1999 con la card, vedete? Questo mi sa manco, sì no, guardate Cristina. Pesca la tua carta Sakura. Fivelandia 18, poi ci sono i Pokémon, queste sono belle pure queste, Pocahontas, What's My Destiny, Dragon Ball. Oh, poi guardate, questo non l'ho proprio aperto perché l'ho preso solo per collezione, perché questo è Cristina D'Avena Magia di Natale, che io già avevo questo, che noi ogni Natale lo sentiamo. Questo è bellissimo questo disco, guardate che bella questa foto, cioè questa è Cristina D'Avena Magia di Natale e questa è la Magia di Natale Deluxe Edition, una cosa del genere, vedete? E io l'ho preso solo per collezione, ok? Per completare la collezione. E poi qua ci stanno e cominciamo con le varie compilation. Il meglio di Cristina D'Avena, 2 CD, doppio CD, sempre RT Music,
Questi sono due CD, come vedete, tutto sul viola. Ok, Cristina D'Avena, tutto sul viola. Poi ovviamente c'era un'altra collezione parallela ai Fivelandia, che era Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV. Non ce ne ho tanti di questi su CD, piano piano spero di poterli prendere. Questo è il numero 13, poi c'ho il numero 12, eccoci qua, numero 12, Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV, numero 12. Ma guardate che io ho anche su vinile qualche numero di Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV, quindi guardate, questo è l'8, Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 8. Guardate, stampato proprio l'immagine di Cristina direttamente sul CD RT Music. Ok, poi ci sono, diciamo, le partecipazioni dove lei, che ne so, hanno fatto Cartoon Music, i grandi classici sigle, bla 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 bla, e qua dentro c'è anche qualche canzone di Cristina D'Avena. Per esempio, ecco, c'è Occhi di gatto, Kiss Me Licia, Siamo fatti così, Magica Magica Amy, Vola mio mini pony, Memole dolce memole. Però non è unicamente Cristina D'Avena, ma lei ha fatto, diciamo, una partecipazione, così come ha fatto una partecipazione qui dentro, Bim Bum Bam Compilation, dove qui ovviamente c'è Bim Bum Bam, però ci sono anche ad esempio Giorgi, Memole dolce memole, Love Milicia, Lupin l'incorreggibile Lupin, Teneramente Licia, I ragazzi della Senna, Prendi il mondo e vai. Quindi diciamo questi sono due CD che diciamo sono le sigle di quello che veniva trasmesso all'interno del contenitore Bim Bum Bam. Ok, andiamo avanti. Ecco, poi questo è Cartoonlandia 3 CD, 45 brani. Ovviamente anche questi non sono solo di Cristina D'Avena, però parecchi sono suoi, essendo lei la regina indiscussa delle sigle. Quando fai una compilation come questa che ho in mano, ovviamente escono fuori parecchi brani di Cristina D'Avena e qualche brano messo qui e là che non è di Cristina D'Avena. Comunque anche questo sono 3 CD, è un cofanetto, come vedete. Qua tra l'altro dice Boys and Girls Story, perché Cartoonlandia, lo vedremo, è uscito in versione Boys e versione Girls, ognuno dei quali sono 3 CD. Quindi già guardate quanti CD abbiamo messo insieme e ancora non siamo arrivati neanche vicino ai giorni nostri. Ovviamente non potevo non prendere dei cofanetti che tutti i fan devono avere, che sono Licia e i Beehive Story, quindi i telefilm, il cartone animato partendo da Kiss Me Licia, Love Me Licia, Licia Dolce Licia e Beehive, Teneramente Licia e Beehive e Balliamo e cantiamo con Licia, quindi le edizioni del telefilm più il cartone animato. E questi sono 1, 2, 3, 4, 5, ben 5 CD. Ok? 5 CD, cofanetto di Licia. Dopo Licia, Cristina D'Avena ebbe un successo talmente enorme in Italia con questi telefilm, talmente grande il successo di Cristina D'Avena, che decisero di continuare la storia cominciando con Cristina. Quindi Licia non è più Licia, diventa Cristina effettivamente, e hanno fatto, diciamo, un telefilm che gira intorno al personaggio di Cristina, che ovviamente canta, e qua dentro ci sono delle canzoni bellissime, una più bella dell'altra, ok? Quindi queste sono, molte le trovate ovviamente su YouTube, andatevele ad ascoltare perché molte sono bellissime. Poi piano piano ci avviciniamo ai giorni nostri, vedete, Greatest Hits di Cristina D'Avena, questo è aperto, non è che io li tengo tutti con la bustina, però è aperto, anche perché dentro ci ho messo io, guardate, foto autografata, ok,
bellissima. E qui c'è il, diciamo, qui ci sono i magneti azzarola, i magneti che andrebbero staccati e attaccati al frigorifero, ok. Ma dopo per rimetterla a posto invece dedico un pochettino. E qui ci sono, vedete, Greedy Stitz, ok. Allora questo mo dopo mi ci dedico e me lo richiudo con calma. Poi c'è questo Cristina d'Avena 30 e poi 3 CD, ok, 30 e poi, e qui è pienissimo di, guardate che sfilza, non finiscono più, ok. Ovviamente 30 e poi parte seconda, 30 e poi scritte piccole piccole piccole, perché per farcelo entrare devo scrivere col font 05, che ci devi andare col microscopio per leggerle. Però guardate che belle immagini, queste sono delle immagini stupende. E poi ci sono i vari duets che io ho su vinile, non le ho prese per niente su CD, e tutte le altre edizioni che sono uscite dopo, visto che il vinile nel frattempo dal 2016 in poi, 2016-2017, ma più o meno gli anni sono quelli, ha ripreso il vinile, e quindi molte cose sono uscite su vinile, io l'ho presa autografate, tutto quanto su vinile. Quindi per i CD, diciamo, ce n'ho ancora altri di CD che stanno giù nella sala hobby, nel mobilone, e quindi mi è un po' più difficile prenderli. Allora un attimo che cerchiamo il mio coltello rosso, che però questo mia moglie me l'ha preso il coltello rosso. Vediamo se riusciamo ad aprirlo senza coltello. Proviamo, va, proviamo a fare l'unboxing senza coltello. Pronti, partenza, via. Unboxing senza coltellino rosso. Allora, guardate, lo sto aprendo insieme a voi, Andiamo ad aprire questo pacco, ok. Allora, intanto leviamo la carta esterna. Ok. E la carta esterna l'abbiamo levata. Adesso rimane da aprire questo. Rimane da aprire questo, ok? Allora, sto studiando come è meglio aprirlo. Allora, questo, se questo è il sotto, noi l'apriamo da sopra. Ok, no, è facile, via. Perfetto. L'abbiamo aperto, ragazzi, l'abbiamo aperto. Allora, l'imballo, devo fare i complimenti al venditore. Vedete dentro? Ci ha messo un po' di questo per evitare gli urti, io l'ho detto, guarda, facciamo attenzione all'imballo per evitare che si rompano le custodie, e l'imballo è stato fatto molto molto bene. Allora, siamo arrivati quindi, allora, tutto in diretta, ecco il pacco alla fine. Aprendo qui, aprendo lì, siamo arrivati a questo che è tutto imballato nel Pluriball. Allora, imballo perfetto, quindi diciamo che un voto già molto molto buono verrà dato solo perché l'imballo è perfetto. Allora, andiamo a vedere cosa contiene. Come vedete ho fatto una pazzia, perché sono tanti CD e tutti quanti, diciamo, fuori catalogo, tutti fuori catalogo.
Andiamo a vedere subito il primo. Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 21. Ok? Allora, io adesso li metto qua perché dopo dovrò fare la spunta. Allora, Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 2004, primavera-estate. Guardate che spettacolo, ragazzi. Opla. Questo col tempo mi si è rotto mentre lo aprivo, ma non è un problema perché di custodie forse ce n'ho migliaia, ed è la parte frontale che non presenta nessun tipo di timbro. Ok? Quindi dovrò prendere e sostituire, però il pezzettino mi è rimasto in mano qui, quindi diciamo che questa è proprio cosa del tempo, perché purtroppo la plastica, ragazzi, nel tempo si rovina tanto. Ne so qualcosa. Allora, questo addirittura è nuovo imballato, vedete? C'è ancora la carta intorno, vedete? Proprio condizione mint, fantastiche avventure, Cartoon Music, e questo sono 2 CD all'interno, 2 CD, vedete? CD1 e CD2. Poi ci stanno i Gormiti, per esempio. Vabbè, comunque ci sta tutti all'arrembaggio, Batman, una porta socchiusa ai confini del sole, una porta socchiusa ai confini del sole. Andiamo avanti, amici. Guardate cosa ho preso. Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV 16. Anche questo, guardate un po', imballato, mai aperto, condizioni mint, non near mint, proprio mint. Ok? Poi magari andando a vedere il venditore vedremo anche le diciture nuovamente che sono su Discogs. Questo è Cartoon Parade, vedete? Questo è uscito insieme a Donna Moderna, quindi questo è un'edizione abbastanza limitata. Qui c'è per esempio Dragon Ball, Hamtaro, Detective Conan, Holly e Benji Forever, Kiss Milicia, Occhi di Gatto. Diciamo, ci sono dei brani e l'ho voluta prendere anche perché è un'edizione speciale con Donna Moderna, vedete? Quindi questa già è un po' anche più rara. Questo è il Fivelandia 22, abbiamo visto che a me mancava, quindi l'ho preso, mitico Fivelandia numero 22. Mamma mia, adesso mi controllerò pure i CD come stanno. Ok, e queste condizioni near mint, perché praticamente, ecco, non presenta graffi la confezione, è in stato veramente molto buono. Poi c'è quest'altro Fivelandia al 21 che a me manca, adesso non manca più. Mancava, adesso non manca più. Fivelandia 21 originale, guardate che spettacolo, perfetto. Pure questo è near mint perché è in stato praticamente mai usato, solo sballato. Andiamo avanti. Le sigle originali dei cartoni di Italia 1, questo anche doppio CD, condizioni near mint, guardate che roba, ecco, ci sono tutti e due i CD, guardate, CD2, CD1, ok, stiamo attenti, e questo è le sigle originali dei cartoni di Italia 1. Andiamo avanti. Cristina for You, altri 2 CD, ben 2 CD, guardate questo, pure questo in condizioni near mint, perché veramente sta in condizioni spettacolari, condizioni near mint. Ok, poi andiamo avanti, andiamo a vedere questi altri cofanetti. Allora, questo, come avete visto, io ce ne ho già 2 di Natale. Questo è Natale con Cristina,
questi dovrebbero essere 4 CD, mamma mia, e ci sono tutti e 4, questo ci perdiamo qualche minuto in più. Qui ci sono scritti tutti i brani, ok? Guardate che bello, li sfogliamo insieme. Un attimo solo che mi citofonano, il bello della diretta. Chi è? Arrivo. Scusate un attimo. Raccomandata. Arrivo subito. Eccoci qui. Scusate, postino, raccomandata, poi l'aprirò a raccomandata, mi interessa. Allora, eravamo arrivati a vedere questi. Natale con Cristina, però mettiamoli in ordine: CD1, CD2, CD3, CD4. Allora, magia di Natale. Ok? Guardate che belli, eh? Poi il valzer del Moscerino ed altre, perché noi sappiamo che tutto è nato dal coro dell'Antoniano e dal valzer del Moscerino. Cristina canta Disney, bellissimo questo. Cristina canta Disney. E poi e tutte le nuove sigle di Italia 1. Ok? Quindi questo è un cofanetto che avevo visto, ho detto guarda, mi sa che l'acquisto è partito da soli due CD dovevo prendere. Io avevo visto questo, molto bello, questo, e poi questo cofanetto. Poi ho visto che ce ne stavano tanti altri che mi mancavano e che non costavano il prezzo a cui si trovano su eBay o su altri store, ma il prezzo era molto onesto, onestissimo il prezzo, e allora ho detto senti, faccio un bel acquisto enorme e porto avanti, do una bella sfoltita alla mia collezione di Cristina D'Avena. E poi siamo arrivati a questo 3 CD, 47 brani, Cartoonlandia Boys, che si unisce a quello che abbiamo già visto insieme, che l'ho messo qua, ok? Questo era Cartoonlandia Boys and Girls Story, Cartoonlandia Boys e ovviamente Cartoonlandia Girls, altri 3 CD. Quindi già solo questi 3, 6, 9 CD, vedete? Allora, Cartoonlandia Girls, Boys e Girls and Boys Story. Allora, i brani che stanno qui e qui, non tutti stanno qui, ok? In teoria però tutti i brani che stanno qui nel terzo stanno in questi due divisi, ok? E poi l'ultimo non riguarda Cristina D'Avena, ma ce l'aveva lì, costava proprio poco, ho preso questi sono i CD singoli
che negli anni 90 andavano parecchio, ce n'ho parecchi di questi CD singoli che in teoria dovevano sostituire i vecchi 45 giri, ok? Però il costo di produzione di questo CD singolo era talmente elevato e quindi il prezzo non poteva eguagliare quello del 45 giri, che come abbiamo visto in una mia vecchia live, andatevela a cercare magari, dove abbiamo parlato parecchio dei 45 giri. I 45 giri sono questi dischetti, sono questi qui, i 45 giri sono questi, costavano 2.500-3.000 lire, ok? Però il costo di produzione di questo CD non valeva la pena praticamente incidere praticamente 2 o 3 brani su un CD, perché praticamente la produzione costava uguale a un LP, e quindi dice che cioè, erano quasi inutili e andarono poi piano piano a sparire, anche perché ancora non erano nati i CDJ, cioè gli apparecchi per fare il DJ usando i CD invece del vinile, perché poi ovviamente uscirono questi CDJ e molti DJ cominciarono ad abbandonare i dischi mix per passare poi al formato digitale, al formato CD, ok? E quindi questo è stato tutto il pacco che abbiamo visto, che io ho acquistato. Allora, in chiusura di live non è ancora finita, volevo farvi vedere appunto da chi ho acquistato, diciamo, questo materiale. Allora, io adesso metto questo, ok, per farvi vedere, non so se, allora, vediamo un po', no, questo non è, ok, vediamo un po' se io vi metto così, no, perfetto. Allora, eccoci qua, vediamo un po' se, vabbè, no, va bene, dai, va bene così, si vede, no? Si dovrebbe vedere abbastanza bene. Allora, questo adesso vi faccio vedere, è il venditore da cui io ho acquistato, come vedete si chiama Sigle TV, 527 oggetti in vendita, ok? Andiamo a vedere cosa vende Sigle TV. Allora, come vedete ci sono i diciamo 45 giri, quelli di nuova produzione, serie etichetta Tipulandia, ovviamente al loro prezzo di mercato, ok? 39 euro per i mostriciattoli, Carlette Mostri, che paura mi fa. Ovviamente cliccandoci sopra voi andate a vedere le caratteristiche, le immagini del vinile, in questo caso è vinile verde, come vedete, che paura mi fa. Questi sono i dischi nuovi editi da Tipulandia, vedete 2016, quindi sono tutti 45 giri ristampati dalla etichetta Tipulandia, che sono poi alla fine un gruppo di ragazzi, di coetanei, diciamo miei, che si sono dedicati alla ristampa di tutti questi vinili, di questi 45 giri, ok? E come vedete ci sono parecchie cose da acquistare. Per esempio, ecco, c'era una volta i Beatles, la cassetta dei Cavalieri del Re, vedete, questa costa solo 10 euro, con tutto che è d'epoca, perché purtroppo come vi ho più volte detto, il prezzo, vabbè, questo per esempio 50 euro, Lupin, questo è il 45 giri, che è bianco, stavo dicendo, mi pare che era bianco, e infatti è bianco. Ci sono tutti i costi di produzione di questo, certo 50 euro forse è un po' esagerato, però bisogna riaffrontare tutti i costi di produzione, tutta la lavorazione che c'è dietro. Vedete per esempio la compilation degli Oliver Onions, dei fratelli De Angelis, dedicata a Bud Spencer e Terence Hill, solo 8 euro. Ci sono anche delle molte occasioni, quindi quei favolosi anni 60, 4 CD a 6 euro, vedete, condizioni near mint, dei supporti quindi quasi mai usati,
Very Good Plus, la copertina. Ovviamente il cofanetto che vi ho fatto vedere io c'è 5 CD 80 euro, però stiamo parlando di qualcosa di near mint, cioè quasi nuovo, praticamente manca solo il cellophane intorno. Quando è scritto near mint praticamente manca il cellophane intorno, diciamo il CD è magari stato usato anche solo una volta sola o mai, ok? Quindi questo significa near mint. Questo per esempio è un Braiger a 49 euro, è sempre il promo vinile bianco, c'è scritto mint, vuol dire che è nuovo, mai stato usato, ok? La donna al sogno, il grande incubo, 3 euro, vedete? Questo è uno, diciamo, è uno dei 3 CD di punta degli 883, quello che ebbe quasi lo stesso successo di Hanno ucciso l'uomo ragno. La donna al sogno, il grande incubo, io ce l'ho su Picture Disc, due Picture Disc, sia quello su Picture Disc uscito negli anni 90, sia quello su Picture Disc poi che hanno ripubblicato un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa. Bellissimo anche questo. Come vedete c'è pure A Kind of Magic dei Queen, 13 euro, quindi diciamo che i prezzi ovviamente variano. Ecco, per esempio il vinile promo di l'uomo da 6 milioni di dollari, ok, come vedete non costa 50 euro ma ne costa 17, ok? Quindi ci sono di tutti i prezzi, vedete per esempio Pac-Man, diciamo il 45 giri, 19 euro. Di contro c'è Goldrake Actarus, sempre edito da Divullandia, 180 euro. Però queste sono le quotazioni di mercato di questi vinili, purtroppo questo è il vinile blu, e niente, praticamente questo è il suo prezzo di mercato, è uscito nel 2014, quindi sempre ristampa, vedete, speciale di Vulane, questo 28 euro, questo è un LP, mi pare che io già ce l'ho tra l'altro questo, ed è molto bello pure questo LP, guardate che spettacolo. UFO Robot, Shooting Star, Goldrake, Capitan Harlock, Tekkaman, Titan 3, Astro Robot Contatto Y, Capitan Futuro, God Sigma e Micro Superman. Bello questo come vinile e costa 28 euro, ok? Ovviamente le spese di spedizione, se comprate più articoli, vi vengono addebitate una singola volta, ok? Allora andiamo avanti, come vedete c'è parecchio materiale su da questo venditore, quindi ve lo consiglio. Quindi il sito è facile, discogs.com/it/seller/sigle tv, molto semplice. Il venditore si chiama Sigle TV, ha il 99,7%, adesso anche il mio gli metterò come valutazione positiva, ha solo 2 valutazioni negative di gente che poi non ha neanche fatto l'ordine. Quindi diciamo che tutte le valutazioni di questo venditore sono tutte quante più che positive, quindi è un venditore più che affidabile. Tra l'altro un'altra cosa che voglio precisare, io ho fatto l'ordine e il pagamento diciamo un giorno, e nell'arco di 3 giorni mi è arrivato il pacco, quindi spedizione molto rapida. L'imballo l'abbiamo visto insieme, curatissimo, con Pluriball e altro materiale a protezione del materiale che viene spedito, sia esso vinile sia esso CD, perché poi qui noi possiamo andare a vedere pure, c'ha 295 CD in vendita, come vedete. Ecco per esempio Super Robots Rocking Horse, questi sono i 2 CD, era una promo sempre di Divullandia, 100 euro 2 CD. Però di contro per esempio ecco questo CD 11 euro, cioè 8 euro quello che abbiamo visto, 6 euro quest'altro Favolosi anni 60, 3 euro la donna sogna grande incubo. Quindi diciamo che se uno vuole fare un acquisto, Shrek, la colonna sonora del film, 3 euro, questo è un'altra colonna sonora, 5 euro. Come vedete i prezzi, ecco per esempio Elliot il drago invisibile, questa è la colonna sonora, sempre in stato quasi nuovo, quindi solo sballato il CD, versione americana tra l'altro, 8 euro, solo 8 euro.
questo è Elliot il drago invisibile, me lo ricordo benissimo questo film, era qualcosa di molto molto bello della Disney questo film. Guardate che ci sono tanti ricordi comunque nelle sigle TV. Seguitemi anche, trovate i link in descrizione sul mio nuovo canale Waveful, sul mio nuovo account Waveful, trovate il link in descrizione. Ok, io direi che possiamo tranquillamente tornare in studio, quindi basta fare così, torniamo subito in studio immediatamente. Così, in chiusura di live, una live che è durata quasi 50 minuti, in cui abbiamo visto tutti i miei CD, una parte dei miei CD, perché gli altri, come vi ho detto, non sono raggiungibili attualmente, stanno in un mobile in sala hobby, quindi momentaneamente ho questi a disposizione. Abbiamo visto questi, ma basta, ne avanzano per capire la storia di Cristina D'Avena. Abbiamo parlato appunto di Cristina D'Avena e praticamente stiamo tutti quanti, noi fan, attendendo 40 il sogno continua, la compilation di cui vi metterò i link in descrizione per fare l'acquisto, in 5 CD versione deluxe o versione normale 3 CD, quindi andate a cercare nella descrizione i link per fare l'acquisto direttamente su Amazon. In chiusura, quindi, parliamo anche dei miei siti. Io ho classe74.it, che è un sito da cui potete partire per fare i vostri acquisti su Amazon. Troverete anche dei link a delle pagine di difficile reperibilità o anche nascoste di Amazon, dove ci sono delle offerte o dei prodotti particolari, quindi diciamo l'ho curato principalmente per questo, perché Amazon è un grandissimo magazzino, un grandissimo bazar, ma è tutto buttato lì, quindi diciamo che tramite il sito classe74.it potete partire per già fare una cernita a priori di quello che volete acquistare. Poi c'è legolando.it, dedicato interamente al mondo dei Lego. Anche questo tratta di prodotti in vendita su Amazon, e ci troverete, diciamo, dei prodotti molto molto buoni, consigliati anche da me. Molto molto curato è starwarsstore.it, un sito enorme a cui mi sono dedicato per parecchio tempo. Lì ci trovate un sacco di prodotti inerenti alla galassia lontana, inerenti al mondo di Star Wars, quindi se volete fare un regalo che riguarda Star Wars, lo volete acquistare su Amazon, il mio consiglio è di partire da starwarsstore.it e da lì poi andate pure su Amazon, però lì già trovate una marea di prodotti consigliati da me che possono servire allo scopo, insomma. Ci sono spade laser, ci sono action figure, fumetti, libri, DVD, Blu-ray, chi più ne ha più ne metta. È un sito, andrete a vedere, è completissimo, ha richiesto proprio parecchio lavoro. Poi c'è renijstore.it, che invece riguarda la mia passione, che è la musica, vista a 360 gradi. Lì ci troverete anche in link ad un altro sito che si chiama ilmondodelvinile.it, dove troverete prettamente vinili, però dentro renijstore.it troverete i giradischi, per esempio, divisi tra giradischi a trazione diretta e giradischi a cinghia. Troverete le console per DJ divise da console stand alone che non richiedono il computer e console che sono effettivamente dei controller, perché richiedono un PC, vanno attaccati via USB a un PC e possono essere utilizzate per mixare, però i brani devono risiedere sul PC, mentre per le console standalone basta averli su una pennetta USB o addirittura internamente su un hard disk SSD che si mette direttamente dentro la console, come nel caso della Denon Prime 4. Poi ci sono, diciamo, i mixer per DJ a cui vanno attaccate delle periferiche, che siano essi dei CDJ o dei giradischi, quello che vi pare, delle piastre, quindi dei mixer per DJ. Poi ci sono ovviamente i CDJ divisi tra quelli che hanno effettivamente lettore CD e quelli che sono diventati soltanto dei lettori multimediali, però continuano ad essere chiamati CDJ perché hanno praticamente il plat per girare, e quindi, diciamo, sembrano esternamente dei CDJ, ma non hanno più il lettore per CD, quindi leggono solo le chiavette, ok? O le RAM SD.
ok, SD, micro SD, quello che volete. E quindi questo è quanto. Seguitemi, ovviamente io sto dovunque adesso, sto su TikTok, sto su Facebook, sto su Waveful, sto su Instagram, mi trovate un po' dappertutto, su YouTube, diciamo sto un po' ovunque, quindi seguitemi, sto anche su Twitch, andate a sentire quelle che sono le mie pubblicazioni di digitalizzazione di cassette tutte pulite anni 90, che è su Mixcloud, quindi sempre Renato De Vita mi trovate, mentre su altre piattaforme ho messo Reni_J, quindi cercatemi o come Reni J o come Renato De Vita, mi trovate un po' ovunque, mettete Renato De Vita su Google, esce un sacco di roba, ok? Quindi niente, praticamente non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi per aver visto anche quest'altra live di unboxing dove abbiamo sballato dei bellissimi CD di Cristina D'Avena che ho acquistato da Siglet TV su Discogs. Tra l'altro ragazzi, anche io sono registrato su Discogs, non vendo perché prossimamente vediamo se addirittura da domani o anche da oggi pomeriggio, ma vediamo come sono messo con le cose da fare anche dentro casa. Dobbiamo cominciare a fare l'archivio dei miei 6.000 vinili e lo farò sia su un foglio Excel mio che mi servirà privatamente, lo voglio fare online, e sia su Discogs, cioè vado a mettere tutti i miei dischi, i miei 6.000 vinili, ma non li venderò, solo perché Discogs è un archivio molto molto utile. Infatti su Discogs dove già c'è non potrò mettere le foto del mio vinile, perché Discogs è un archivio dove tu metti il codice del vinile e lui, se è già stato inserito, se non è stato inserito, io pure ne ho inseriti tantissimi, una trentina di vinili li ho inseriti io su Discogs, però se già c'è lui ti va a beccare. Poi se le foto sono insufficienti, magari ce n'è una sola e uno vuole mettere, che ne so, il lato B o le foto del vinile, si possono aggiungere, quindi quello non è un problema, magari le faccio io le foto, le aggiungo e gliele mando. Però diciamo l'articolo, se già c'è, lui si prende tutte le informazioni di quell'articolo e lo inserisce nella tua lista personale. Poi se un domani mi verrà voglia di vendere tutto, basta che io prendo, esposto e dico metti in vendita singolarmente i miei vinili e li metterò in vendita. Stessa cosa dicasi per i CD, però momentaneamente i CD non sono intenzionato a metterli su Discogs, momentaneamente va bene così. Detto questo vi saluto, mi devo inventare come l'altra volta una sigla di chiusura, vedremo un po', vediamo un po', vediamo questa, me la attrezzo perché devo fare così, vediamo un po', sì, ce la dovrei fare, un secondo solo, ok, un secondo solo, così ci salutiamo, ok? Allora Reni J vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima live, che non so quando lo farò, quindi vi invito a attivare la campanella sul canale YouTube per sapere effettivamente quando vado in live. Troverete ovviamente anche su Facebook i link a questa diretta tramite YouTube, perché io poi pubblicizzo solo quella che sta su YouTube, e quindi la potrete vedere anche in differita, non è un problema, ok? Un saluto a tutti, grazie di essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti.